Questo è un tema che ho visto ha destato molto interesse in Regione, ci sono anche altre interrogazioni depositate da parte di altri colleghi e ho visto anche delle considerazioni fatte dal sindaco di Maniago, dove ha sede la Bioman da qualche tempo e dove hanno anche un impianto di gestione rifiuti molto grande, molto importante, che da solo gestisce praticamente il triplo dei rifiuti che sviluppa, o quantomeno produce, la regione Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda il compostaggio. E quindi è evidente che è un impianto che si alimenta con rifiuti non del Friuli-Venezia Giulia, e anche prevedendone ampliamenti o ulteriori lavori, questo comporterà il fatto che avremo ulteriori rifiuti non del Friuli Venezia Giulia che entreranno in regione. Allora noi abbiamo provato a chiedere alla società Friuli SpA, che come si è appreso, e non posso neanche dire dei media, perché i primi a dire che quello che stava succedendo siamo stati noi il 21 settembre scorso, e abbiamo fatto immediata richiesta di accesso agli atti alla società Friuli SpA per avere contezza di quella che era o di quello che fosse l'iter procedurale che ha portato all'aumento dei capitali e anche a un corposo investimento alla società, per capire effettivamente quale fosse l'opportunità non solo finanziaria ma anche politica e ambientale. E infatti ci risponde lei, Assessore, anche se sinceramente mi sarei aspettato una risposta dall'Assessore Zilli, ma ben venga che risponda lei dal punto di vista ambientale, proprio perché non solo ci sono preoccupazioni legate all'impianto di Maniago, ma come abbiamo cercato di ricapitolare nelle premesse delle interrogazioni, questa società è coinvolta anche nel nuovo inceneritore di Manzano, chiamiamolo col suo nome e cognome, nel nuovo inceneritore di Venezia, quello di Fusina, dove abbiamo visto anche ultimamente... Consigliere Sergo, concluda. Arrivo. E quindi in tutte queste cose qui. E siccome all'interno della società poi ci sono ancora anche delle quote possedute da noti esponenti politici, non solo della nostra regione, ma anche ovviamente a livello nazionale, noi chiedevamo appunto informazioni in merito, quelle ovviamente non riservate, perché come c'è stato detto, quelle riservate non vengono date neanche ai consiglieri regionali. Grazie. Prego, consigliere Assessore Scocimaro, 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere il più breve possibile, anche se la risposta è abbastanza lunga alle richieste del consigliere Sergo. È vero, dovrebbe dovuto rispondere il mio collega Zilli, che mi ha pregato di sostituirla, anche perché io ho il compito di essere controllore, quindi anche l'arbitro, e se è il caso anche di emettere cartellini gialli, se non di altro colore, cosa che effettivamente stiamo facendo, e lo dirò dopo. Ma l'ingresso di Friuli nella capitale di Bioman è perché verrà sviluppata ulteriormente la tecnologia della nostra regione al servizio della raccolta differenziata per le pubbliche amministrazioni, nel recupero del CO2, nella produzione di combustibili avanzati a biometano da fonti rinnovabili e nella conversione a biometano del parco mezzi friulano, con notevole riduzione del consumo di combustibili fossili. Merita precisare che Friuli è intervenuta in Bioman lo scorso mese di settembre per concorrere al sostegno finanziario di un piano industriale che prevede importanti investimenti, oltre 36 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di impianti di biodigestione per produrre biometano, per potenziare impianti di depurazione liquidi, per realizzare stazioni di raffinatura di compost, la realizzazione di 2 linee per il recupero di CO2 con 4 serbatoi di stoccaggio. Con l'operazione Bioman si cercherà di portare avanti una politica di razionalizzazione degli impianti di trattamento rifiuti anche in Friuli Venezia Giulia, con conseguente riduzione dei costi e minore impatto ambientale. Questo mi viene trasmesso dagli uffici per quanto riguarda Friulia. Inoltre, per rispondere al consigliere Sergo, il CIT, il Consorzio Pubblico Trevigiano, è socio diversi anni della Bioman e si sono distinti, fra l'altro, per collaborare con i migliori comuni ricicloni in Italia. L'amministratore di CIT non ricopre più da diverso tempo e per sua volontà la carica di membro del CDA di Bioman. La partecipante Sesa al capitale della Bioman, una società a prevalente capitale pubblico del comune di Este, gestisce impianti per recupero della frazione organica differenziata.
La stessa ha sviluppato negli anni impianti per valorizzazione dei rifiuti, di raccolta differenziata, nonché per recupero della frazione organica dei rifiuti. In relazione al servizio giornalistico della testata Fanpage, ad oggi tutte le analisi effettuate dagli enti di controllo confermano la corrispondenza del compost prodotto dall'azienda SESA SPA ai valori analitici previsti dalla normativa del settore. In riferimento alla partecipazione della società Bioman nel capitale sociale della Greenman SRL di Manzano, l'investimento è stato effettuato nel 2018 con l'acquisto di quote della società di imprenditori locali friulani e rientra nello sviluppo di collaborazione con le aziende del territorio, anche per un'ottica di economia circolare, per valorizzare gli scarti di recupero di energia elettrica e termica. La società Greenman, allo stato attuale, ha chiesto volontariamente agli uffici regionali una sospensione dei Assessore termini. Scoccimarro, vado alla conclusione. Però le domande erano tante. Vabbè. Ha chiesto la sospensione delle pratiche autorizzative e l'ampliamento, auspicando di poter coinvolgere l'amministrazione locale e i cittadini. Relativamente alla richiesta che dovrebbe essere stata formulata da Ecoprogetto sui fondi di Recovery Fund, le informazioni raccolte risulta che la richiesta di tali risorse sia prerogativa dello Stato, delle regioni e delle pubbliche amministrazioni. Vado veloce, si consideri lo stesso territorio Enel ha spento una centrale a carbone di grandi dimensioni. Il consigliere che può anche trasmettere la scritta. Vabbè, allora la do scritta, Bene. gli do la copia, che è anche più esaustiva di quello che sto parlando io, perché sennò non bastavano gli oltre 3 minuti, ma per aggiungere soltanto che, come il consigliere Sergo sa, i miei uffici non fanno mai sconto a nessuno e in questo momento, dopo anche l'ultimo incendio fatto nel settembre di quest'anno, giustificato dall'azienda, stiamo verificando e collaborando con la magistratura e con il NOE e abbiamo avviato una serie di procedimenti che, se confermati e se verranno confermate, bisogna dire presunte irregolarità, verranno ovviamente sanzionate da questa amministrazione. Ottimo. Prego, consigliere Sergo, 2 minuti. Sì, grazie Presidente, ma grazie Assessore per la risposta, seppur veloce, ovviamente poi vedremo quella scritta esaustiva e completa. Lei però, Assessore, magari ci sarà nella risposta scritta, questo non lo so, però a quello che ci ha detto in aula ha fatto riferimento agli investimenti che ovviamente la Bioman vuole portare avanti in provincia di Pordenone, quindi a Maniago, ma di fatto nulla ci ha detto sugli altri investimenti. Allora, perché ovviamente questa società è il motivo per cui noi abbiamo cercato di riassumere, perché poi ovviamente non sono neanche tutte le partecipazioni che ha anche in altre diciamo appunto società, porterà avanti come succede a Manzano. Mi sembra strano che lei dica l'investimento è già stato fatto quando ancora non c'è l'autorizzazione integrata ambientale della Regione, quindi è evidente che i soldi che darà Friulia ovviamente serviranno anche a quell'impianto qualora la Regione dovesse autorizzare un impianto a una società partecipata dalla Regione, di fatto, perché se andiamo a fare le scatole cinesi arriviamo a questo. Era questo il nodo centrale, sono queste le preoccupazioni. Perché vede, anche il sindaco di Maniago, che adesso si preoccupa del fatto che il controllore sarà il controllato, perché di fatto questo ha anche detto sui giornali, sembra strano, perché finora quando il controllore controllava i terzi era sempre tutto tranquillo, per lui non c'è mai stato un problema di fatto di inquinamento in quelle zone e quant'altro. Adesso che entra Friuli nella regione si preoccupa se il controllato è il controllore. Questo sinceramente è quantomeno strano dal punto di vista istituzionale e forse su questo qualcosina e qualche riflessione dovremmo fare. Non è la prima volta che Friuli entra in società che poi vincono appalti fatti dalla regione. Anche qui è ovvio che se vogliamo parlare di scatole cinesi, istituzioni diverse, che una direzione è diversa dall'altra, che quello che fa la direzione infrastrutture non c'entra con quello che fa la direzione ambiente, non ci sarà mai quello che in un contesto normale si potrebbe definire chiaramente conflitto di interessi. Però o noi accettiamo queste cose e quindi le istituzionalizziamo in qualche modo, oppure sinceramente avanziamo tutti i dubbi e le perplessità del caso e ci rendiamo conto che con questo tipo di azioni, come ripeto, noi andremo a finanziare 2 inceneritori, non uno, e quindi almeno diciamolo che come Regione Friuli Venezia Giulia finanziamo questo tipo di operazioni e ne siamo anche contenti e così almeno tutti quanti lo sapranno. Noi sinceramente un po' meno contenti lo siamo. Grazie Presidente. Grazie a lei.